Niccolò Mannino del Parlamento per la Legalità, oggi ad Agrigento al Resort Villa Atena. Come mai? Siamo reduci di un successo bellissimo che io ho voluto dedicare agli ultimi, che è il conferimento della Palma d'Oro. Un momento significativo che mi ha visto presente ad Assisi grazie ai Cavalieri Guardiani di Pace, al grande maestro Giorgio Cegna, a tutto uno staff di persone meravigliose che hanno creduto fortemente in una cultura di pace, mettendoci il cuore, la mente e l'azione forte. Da lì abbiamo pensato di dare voce ad altri valori quali il tema dell'asservire, il tema della solidarietà e il tema della gioia. E allora, facendomi portavoce del presidente fondatore dell'Associazione Internazionale di Volontariato Missionario Onlus e Ti porto in Africa, il caro fraterno amico il dottor Vincenzo Mallamaci, noi abbiamo pensato di dare voce al premio culturale in Caritate Servire, già dato a Papa Francesco, e dopo averlo conferito negli anni passati nella splendida location del Campidoglio nella capitale, ecco, quest'anno, visto che Agrigento è capitale nazionale della cultura, ma con un tempio bellissimo della Concordia dove Giovanni Paolo II lanciò l'anatema contro ogni forma di violenza, abbiamo creduto opportuno nel prossimo autunno conferire questo premio di taglio internazionale proprio qui nella Valle dei Templi, in questo resort meraviglioso che è Villa Atena. Quanto è importante questo premio per voi che lo organizzate, considerando anche la valenza sociale e l'attività che svolgete? Allora, ci tengo a sottolineare che sia io che il dottore Vincenzo Mallamaci siamo interlocutori e referenti della Pontificia Accademia di Teologia del Vaticano. Noi proprio in questo clima bellissimo del Giubileo, non dimentichiamolo, che ha come slogan pellegrini di speranza, abbiamo voluto cercare quei pellegrini che nel silenzio della ferialità vivono la bellezza della vita. Abbiamo pure curato il passaporto della gioia, dove ogni persona nel completarlo si impegna a fare, non a dire, a fare opere di amore, di solidarietà, ma in modo disinteressato, nel modo vero. Il dottore Mallamaci, insieme alla dottoressa Filomena Bianchi e a tanti altri, va puntualmente in Africa a curare bambini che hanno bisogno, fossi puro, di una sola aspirina. Io, dopo la dipartita di mamma, ho fatto realizzare in Costa d'Avorio, sempre grazie al dottore Mallamaci, un pozzo d'acqua per dissetare tutti quei bambini che forse fino a tempo fa vivevano e bevevano nelle pozzanghere d'acqua. Allora, vedete, la pace è bella, ma non deve essere slogan, iniziative di passerella, chiacchierologia inutile, perché di guerra si sta morendo e la guerra peggiore è quella di chi non è coerente tra ciò che pensa, ciò che dice e ciò che fa. Il premio in Caritate Servire significa servi nella carità, ma in modo particolare a chi non ti può dare niente, ma solo un abbraccio, un bacio, un sorriso. E di questi i bambini poveri ne sono più che testimoni. Giorno 7 ci sarà un altro importante avvenimento, se ce lo anticipi gentilmente. Noi il 7, sempre con il dottore Vincenzo Mallamaci, saremo a Maiori, in costiera amalfitana, perché grazie all'amico giornalista Alfonso Bottone verrà ridato in seconda edizione il premio culturale Giuseppina Russo, che è la mamma. Quando mamma anni fa è andata in paradiso, io ho detto che quell'amore di mamma non poteva finire così, e grazie alla collaborazione di un fiume di giovani ho realizzato un libro che ha come titolo Gioia mia, la frase che ogni mamma dice quando vede il proprio figlio, no? Sottotitolo Perché di cuore si tratta. Questo libro ha coinvolto l'Italia intera e dal piccolo contributo che abbiamo ricevuto, grazie al dottore Mallamaci, siamo riusciti a realizzare un bellissimo grande pozzo d'acqua in Costa d'Avorio, dove tanti bambini ogni mattina vanno lì e con le loro mamme a prendere quell'acqua pulita, quell'acqua dissetante. E quindi proprio in costiera amalfitana il 7 giugno verrà dato il premio Memorial Giuseppina Russo, che quest'anno conferiamo al dottore Mallamaci proprio per questo gesto, avere realizzato un meraviglioso pozzo d'acqua.